Agrigento, a Casa San Filippo, sede dell'ente Parco dei Templi, il comitato di Agrigento della società Dante Alighieri, presieduto da Enza Ierna, e il Parco dei Templi, diretto da Giuseppe Parello, hanno organizzato un altro incontro dedicato a Luigi Pirandello nel 150° anniversario della nascita. In particolare si è trattato di un convegno sull'opera Zampogna di Pirandello, a cui sono intervenuti tra gli altri anche il dirigente scolastico Francesco Curabba e il regista e scrittore Enzo Alessi. Le interviste di Irene Milisenda. Oggi il secondo incontro qui a Casa San Filippo insieme all'associazione Dante Alighieri, appunto dedicato a Pirandello e quindi al 150° anniversario della nascita. Sì, abbiamo parlato dell'opera Zampogna, che è una raccolta di un poemetto Padron Dio e poi una raccolta di poesie dedicate a questo nostro territorio, e la cosa bella fu che nel 1901 volle pubblicarla Giosuè Carducci con la Dante Alighieri. Noi abbiamo quindi voluto fare questo ricordo, sostenuti anche dai giovani di una classe del liceo scientifico Leonardo che hanno letto le poesie. È un'iniziativa che la Dante Alighieri ha voluto fare proprio per questi 150 anni dal ricordo della nascita di Pirandello, e l'abbiamo voluto fare coinvolgendo innanzitutto i veri protagonisti di oggi, i giovani. Abbiamo voluto dedicare questa giornata all'opera di Zampogna, alla raccolta di poesie di Luigi Pirandello, perché c'è uno stretto legame con la società Dante Alighieri, in quanto la prima volta è stata pubblicata proprio questa raccolta dalla società Dante Alighieri. A quei tempi era presidente Carducci e ha ritenuto opportuno quindi effettuare questa pubblicazione. I ragazzi sono stati protagonisti come sempre, perché noi crediamo tanto nei giovani, e hanno non solo letto alcuni brani di queste poesie, ma hanno anche commentato e visto quegli elementi che ancora oggi in sostanza collegano l'opera di Pirandello di tanti anni fa alla società attuale, alla vita di tutti i giorni.